Nell'ultimo tratto della statale Carlo Felice, a pochi chilometri da Sassari, ci colpiscono i forni rotatori, le macine e i silos di un grande cementificio. Si ha l'impressione di essere alle porte di una città industriale, ma in realtà Sassari, la seconda capitale dell'isola, è sempre stata e continua a essere ancora oggi, con i suoi 90.000 abitanti, un centro agricolo e commerciale. Le sue industrie più importanti sono quelle connesse con l'agricoltura: oleifici, pastifici, caseifici, concerie, eccetera. L'agro di Sassari, nelle immediate vicinanze della città, è ricco di agrumeti, di frutteti, di vigne, di orti, ed è una delle zone più densamente popolate di tutta l'isola. Anche il paesaggio, come appare dai tornanti di Scala di Gioca, perde un poco della consueta asprezza e solennità per diventare quasi un paesaggio italiano, toscano anzi vorrei dire più precisamente. Del resto anche la parlata sassarese è un dialetto italiano e differisce dagli altri dialetti sardi che fanno, secondo i glottologi, lingua a sé. Questa è la Piazza d'Italia, il cuore della città. Una piazza quadrata di 1 ettaro esatto, come amano precisare i sassaresi. È un altro segno dell'origine contadina di Sassari. Tattari si chiamava nel Medioevo ed era un piccolo borgo che si ingrandì quando, in seguito alle incursioni barbaresche, vi si rifugiò la popolazione della vicina Torres. Poi Sassari, nel 1236, si eresse a libero comune, si diede propri statuti. Dopo alterne vicende, come tutta la Sardegna, cadde sotto la dominazione degli aragonesi e riuscì a conciliare le forme del barocco coloniale spagnolo, di cui ci dà un bel esempio la facciata del suo duomo del XVIII secolo, con i ricordi delle sue glorie di libero comune alleato di Pisa e di Genova. Questa bella chiesa del 200 di Santa Maria di Betlem è il solo monumento dell'epoca rimasto in piedi entro la cerchia delle mura cittadine. In questi ultimi decenni la città si è quadruplicata. Nella parte nuova si trova la casa del Presidente della Repubblica Antonio Segni, che per lunghi anni insegnò diritto nell'antica università, di cui fu anche rettore. Questo, che ora chiamano Palazzo Ducale, fu costruito nel XVIII secolo da Don Antonio Manca, marchese di Mores, che comprò dai Savoia per 70.000 lire il titolo di Duca dell'Asinara. All'ultimo piano di questo palazzo è ora la biblioteca comunale, aperta da poco al pubblico per merito di 2 studiosi sassaresi, il professor Lorenzo Forteleoni e il dottor Gavino Pierantoni Satta. Il merito dei 2 fondatori della biblioteca è soprattutto quello di averne scoperto il nucleo principale in una soffitta del palazzo. Manoscritti preziosi, incunaboli, edizioni rare, e di averli salvati dal macero. Il dottor Pierantoni, dopo avermi mostrato la Divina Commedia stampata a Firenze da Niccolò di Lorenzo nel 1481, sfoglia con me la prima edizione del Voyage en Sardaigne, della Marmora. Gli album, disegnati dallo stesso autore, ci hanno conservato i costumi dell'epoca. Ora è soprattutto il cinema che conserva e diffonde le immagini del folklore sardo, come si vede da questa breve selezione. Il sassarese, scrive il mio amico Vico Mossa, sorride quando vede un sardo del contado con la bisaccia, ma si compiace della grande cavalcata di maggio. In quell'occasione affluiscono qui a Sassari i sardi del contado da tutte le parti dell'isola. Sfilano per le strade della città sfoggiando i loro costumi, si fermano a ballare nelle piazze, come facevano un tempo nei loro villaggi. Contadini del Campidano, della Marmilla, pastori della Barbagia, del Goceano, dell'Ogliastra, del vicino Logudoro. La cavalcata, di cui i sassaresi al tempo stesso sorridono e si compiacciono, è una specie di antologia folcloristica di tutte le feste e le sagre isolane. E finisce per essere anch'essa una festa tradizionale, come quella del Redentore che si celebra a Nuoro ogni anno alla fine di luglio, o quella di Sant'Antine di Sedilo, con la sua selvaggia galoppata. E torniamo in Piazza d'Italia. Nel Palazzo del Governo ci attende per un'intervista il presidente della provincia, professor Lorenzo Forteleoni. Parecchi anni fa, mi pare subito dopo la guerra, sei stato tu che mi hai iniziato alle bellezze di Golfo Aranci. E io ero incantato da quella pace, da quel silenzio. E l'altro giorno, tornandoci,
E ho trovato che le cose sono molto cambiate da allora e mi sono chiesto se io e la gente come me d'ora in avanti potremo mai godere ancora di quella pace e di quelle spiagge, di quell'aria, di quel mare. Certo, è da diversi anni che si è verificato questo fenomeno. I sardi, prima ancora delle correnti turistiche continentali, hanno scoperto quelle bellezze. Prima dei grandi alberghi. Prima dei grandi alberghi, hanno scoperto e popolato le spiagge. Sì, ma senti, adesso no, io scherzavo, adesso volevo però chiederti seriamente che cosa ne pensi dello sviluppo turistico in Sardegna e in particolare qui, nella provincia di Sassari. Nelle coste della Gallura. Ma io penso che si risolverà in un bene. Certo, ancora è prematuro poter dare un giudizio definitivo. Mi pare che le iniziative sono abbastanza serie e se i programmi verranno ultimati, ecco, se si rimarrà appunto nei limiti di questi piani, ci sarà indubbiamente un incremento, uno sviluppo economico che si risolverà in un bene anche per gli stessi abitanti della Gallura e della provincia di Sassari. Sì, ma dello sviluppo industriale che cosa ne pensi? Insomma, non basta certo per la rinascita della Sardegna il solo sviluppo turistico, occorre che sia affiancato anche nella stessa Gallura. Ma lo sviluppo industriale è legato allo sviluppo turistico oppure sono fatti non direi, sono poli di sviluppo diversi, ecco. Sì. Ma accanto allo sviluppo industriale è indispensabile anche uno sviluppo agricolo. Non va dimenticata. Di un'agricoltura industrializzata. Ecco, no? Di un'agricoltura industrializzata, anche di un'agricoltura che si leghi alla particolare natura anche di determinate zone. Ecco. Sì, girando la provincia io ho visto già degli esempi notevoli di industrializzazione e addirittura di automazione. Sì. Sono degli esempi, alcune aziende modello abbastanza interessanti, ma sono fatti sporadici, bisognerebbe pianificare. Ecco, giustamente, ma dico nell'insieme, tu pensi che ci sia un progresso notevole, ci sia stato in questi anni un progresso notevole che faccia sperare bene per il futuro? Ma io penso di sì che ci sia stato, e se ne vedono da tanti aspetti, ecco, i segni di questo sviluppo, ecco, dell'inizio di questa rinascita. Se non altro si è posto il problema, ecco, queste risoluzioni sono tentativi di risolvere il problema che però non va risolto in questo modo. E le strade sono importanti in tutto questo sviluppo sia turistico che industriale che agricolo? Le strade hanno una grande importanza, specialmente nella parte più settentrionale della Sardegna, che è una delle regioni che sono state sinora abbandonate. Ma non solo strade di penetrazione agricola, ma anche grandi strade di comunicazione che colleghino i diversi mercati, ecco, i diversi centri, i diversi poli di sviluppo. Direi delle strade a larghe maglie, è vero, che penetrino un po' dappertutto, che rendano rapida e agevole la comunicazione. Che so io, dal mercato dei carciofi sino all'imbarco di Golfaranci o di Olbia. E anche al traghetto, ai turisti che arrivano. Naturale, che so io, da Porto Torres all'interno e così via. Sì. Ma questo non dipende soltanto da voi provincia, no? Dall'amministrazione della provincia, sono in piccola parte. Noi possiamo fare dei programmi, ecco, e proporli alle autorità superiori, alle autorità statali e regionali e attendere che questi nostri programmi vengano presi in considerazione. Ma io credo molto però all'autonomia dei comuni e delle province nell'ambito, e questo nell'ordinamento regionale l'autonomia degli enti locali rappresentano il cardine effettivamente di una politica nuova. A nord, tra Sassari e il mare, è la Nurra, un'estensione di circa 100.000 ettari di terra. Fino a pochi anni fa, la Nurra era coperta da folti e selvatici macchioni e da un numero incredibile di macigni sparsi a pochi metri l'uno dall'altro. E in qualche parte è ancora così. Una specie di fascia protettiva che gli abitanti delle città costiere, rifugiandosi a Sassari, avevano lasciato tra sé e il mare infestato dai pirati barbareschi. Ma in tempi antichi la pianura doveva essere popolata e ubertosa, a giudicare dai 200 nuraghe che si trovano nella zona. Su questi 100.000 ettari di terra è ora in pieno svolgimento la bonifica dell'Etfas,
l'ente sardo per la trasformazione fondiaria. Potenti bulldozer spianano la terra e spostano gli enormi macigni. Poi i macigni vengono frantumati a colpi di mazza. La fatica dell'uomo, minuziosa, paziente, completa il lavoro delle macchine. E la brughiera selvaggia si trasforma in buona terra, dove saranno applicati i più moderni metodi di coltivazione meccanizzata. L'acqua per l'irrigazione sarà fornita dalla diga di Monteplano. Inoltre viene lasciato molto spazio all'iniziativa privata, che gode di tutte le provvidenze di legge previste dalla Regione per i miglioramenti agrari. Miglioramenti che sono stati attuati anche in questo caso non soltanto con le macchine, ma con la dura fatica dell'uomo che continua ancora e che ha reso possibile la realizzazione di molte aziende modello. Alcune di queste sono all'avanguardia soprattutto nel settore dell'allevamento del bestiame, come per esempio Donna Ricca Manna. Su 300 ettari di terra, di cui 160 già produttivi, vengono allevate 300 pecore e 318 capi vaccini. I capi vaccini sono allevati in parte a stalla secondo il sistema classico e in parte secondo il sistema semibrado americano, che qui si sta sperimentando con ottimi risultati. Uno dei maggiori vantaggi consiste nel fatto che un solo uomo può accudire a 160 capi vaccini. I silos vengono riempiti automaticamente di foraggio, 405 metri cubi per ogni silos, e automaticamente, per mezzo di un nastro a spirale, il foraggio già triturato viene portato fino alle mangiatoie. Basta premere un bottone. C'è una bella differenza tra questo metodo di foraggiare le bestie e quello del mio contadino villacidrese. Vacche e vitelli pare siano entusiasti della meccanizzazione, si sentono più liberi, godono di buona salute e per conseguenza la produzione se ne avvantaggia. Qui a Donna Ricca Manna oscilla tra i 700 e i 1000 litri di latte al giorno. È qui, sulle spiagge della Nurra, che è cominciato il cosiddetto boom turistico. Queste spiagge continuano ad attirare i forestieri come in antico. Questa volta non si tratta di conquistatori o di pirati, ma di semplici innocenti turisti innamorati del fascino selvaggio di questo mare, dell'azzurro intenso di questi cieli quasi africani, del silenzio, il silenzio preistorico che promana dalle nostre pianure, dalle nostre montagne. Questa è la spiaggia di Punta Falcone, uno dei punti più belli della costa settentrionale dell'isola, dove già stanno sorgendo importanti impianti turistici. Di fronte è l'Asinara, con le sue scogliere e la sua corona di isole minori. L'antica miseria e l'arretratezza dell'isola fanno da sfondo pittoresco e fascinoso. Da queste spiagge meravigliose, il turista vede la Sardegna come la vedevano i conquistatori di tutti i tempi, chiusa nella sua millenaria, irriducibile paura del mare, che ha conservato intatte le antiche tradizioni, gli antichi costumi. Ma qualche vantaggio dovrebbe pur venire alla Sardegna dal boom turistico e dall'industria che ne sta derivando. Qualche vantaggio dovrebbe venire. Eh sì, verrà, a patto che i sardi non siano di nuovo costretti a disertare le spiagge, a fuggire dal mare e a rifugiarsi nell'interno come sempre hanno fatto, formando come sempre un'isola nell'isola. Qualche vantaggio verrà se i sardi, conciliando i differenti interessi, sapranno amministrare saggiamente questa inesauribile fonte di vita, questo patrimonio inalienabile che nessuno può essere così ricco da comprare e nessuno così povero da vendere. E questo è Stintino, un paese di pescatori, nato nel 1884, quando l'Asinara divenne stazione sanitaria internazionale. I pescatori di origine ligure che l'abitavano, ci informa il pubblicista Aldo Cesaraccio, si trasferirono in questa penisoletta a forma di budello e vi si stabilirono. Era una tranquilla dimora estiva di villeggianti. Adesso anche a Stintino, continua Cesaraccio, è stata raggiunta dal boom turistico. Ville e alberghi anche qui.
Proseguendo verso est, lungo la costa disseminata di bunker tedeschi, vediamo profilarsi gli impianti della zona industriale di Porto Torres. L'antica Turris Libisonis dei Romani, abbandonata nell'Alto Medioevo dagli abitanti, da alcuni anni è un centro in pieno sviluppo. Tanto che nel 1960 ha avuto il titolo di città. Possiede una bella flotta peschereccia e il movimento del porto è in continuo aumento, grazie anche agli impianti per la cellulosa che stanno sorgendo poco lontano. Sui problemi della industrializzazione e dei relativi finanziamenti sentiamo il dottor Garcia, presidente del Credito Industriale Sardo. Dalla sua fondazione ad oggi, il Credito Italiano Sardo ha erogato finanziamenti per 124 miliardi, che stanno a petto di 193 miliardi di investimento totale. Di questi 124 miliardi di aliquote di finanziamenti, circa 100 miliardi riguardano i soli anni 60, 61 e 62. Ma vi è stato un piano preciso, organico, che ha regolato tutte queste iniziative, queste erogazioni? Lei deve considerare che il Credito Italiano Sardo, proprio per quella sua funzione che è la legge costitutiva, finanzia la iniziativa privata, quindi nei suoi interventi dipende dalla iniziativa privata, cioè dalle richieste che i privati fanno nei riguardi della Sardegna. È chiaro che questo pone dei limiti ad una programmazione o alle scelte, tuttavia io posso senz'altro affermare che nel nostro procedere abbiamo individuato come settore, come primo settore di rottura, il settore della petrolchimica, il quale ha non solo il ruolo appunto di azione di rottura in un ambiente tradizionale che fino a qualche anno fa resisteva tenacemente a una industrializzazione, ma anche il ruolo di industria di base o di centro di propulsione, cioè centri dai quali si svilupperanno poi delle conseguenze industriali in imprese medie e piccole che sono destinate a creare quel tessuto stabile, industriale, che noi ci auguriamo molto presto si realizzi in Sardegna. Quali prospettive si sono aperte in seguito a questi finanziamenti? Per esempio nel caso preciso di Porto Torres. Ecco, l'impianto di Porto Torres della SIR è un impianto petrolchimico, il quale ha un ciclo che ha inizio da un grezzo di nafta e si completa in una gamma di elementi base quali oleifino, etanolo, fenolo, urea, polietilene ad alta e bassa pressione, che sono tutti prodotti largamente usati nelle industrie chimiche per la fabbricazione delle fibre sintetiche, delle materie plastiche e dei coloranti, usati anche dalle industrie tessili e da quello della gomma e specialmente dei pneumatici. Dalla elencazione che io le ho fatto di questi prodotti, penso che già traspaia chiara una linea di possibile sviluppo delle industrie medie e piccole che sono, come le dicevo, proprio il risultato terminale del processo di industrializzazione. Questi che vediamo manovrare a 60 metri d'altezza sulle cosiddette torri di frazionamento della fabbrica in costruzione non soffrono certo di vertigini. Sono ex marinai di Porto Torres, assunti dalla direzione dei cantieri proprio per queste loro attitudini professionali. Fanno parte di un primo gruppo di operai sardi della SIR, Società Italiana Resine. Non soltanto marinai, ma anche agricoltori e piccoli artigiani che hanno trovato lavoro qui invece di essere costretti a cercarlo altrove, come la maggior parte dei giovani sardi. Da quest'ampia sala a comandi vengono controllati i circuiti in pressione necessari alle lavorazioni e all'occasione si fa entrare in funzione la grande torre di scarico. Questi giovani sardi si sono impadroniti in brevissimo tempo di queste tecniche, sino a ieri per loro del tutto sconosciute. E il numero degli operai occupati crescerà ancora. Già si lavora alla costruzione di altri impianti e in breve tempo i terreni nudi che si vedono qui attorno saranno coperti dalle nuove installazioni. Tutto il complesso, compreso il porto industriale, coprirà un'area di quasi 800 ettari. Quale differenza tra questa officina e lo stazzo di Serra Orrios, la capanna del Pastorello sulla diga del Posada, il sagrato della chiesa di Orgosolo, dove i vecchi, coperti di mosche, giocano a carte. Si direbbe che devono passare generazioni e generazioni
prima che i sardi possano adattarsi e vivere in un ambiente come questo. Invece no, non è così. I sardi, contro ogni aspettativa, si adattano con estrema facilità se li porti fuori dal loro ambiente. Qui, in questa officina, abbiamo incontrato uno dei dirigenti della società e gli abbiamo chiesto di illustrarci i programmi e gli intenti che essa si prefigge. La SIR ha iniziato ad operare qui nel giugno 61 con la costruzione delle officine di Porto Torres in cui ci troviamo in questo momento. Tale officina successivamente, nello spazio di 10 mesi, ha costruito il primo impianto petrolchimico, quello della SIR Gulf, che è già in funzione da tempo. Speriamo che vengano rimosse varie difficoltà da parte di chi di dovere, onde poter accelerare ancor più le realizzazioni del vasto programma. Contiamo molto nella collaborazione delle autorità e degli enti interessati allo sviluppo dell'industria in Sardegna, acciocché si possa realizzare rapidamente questo nostro vasto programma nel tempo previsto per la messa a punto. È un programma impegnativo. È vastissimo, noi siamo Questa pronti. parte dell'isola dovrebbe Sì, è avvantaggiarsi. proprio quello che ci proponiamo anche noi di ottenere e raggiungere. Certo. Le auguro che tutto si realizzi secondo i vostri intenti. La provinciale che unisce Sassari a Sorso prosegue fino a Castelsardo, costeggiando l'ampio golfo dell'Asinara. Il promontorio su cui sorge l'antica città fortificata è uno sperone di roccia trachitica. In origine si chiamava Castel Genovese, poi diventò Castel Aragonese e infine Castel Sardo. 3 nomi e 3 periodi della sua storia, scrive Marcello Serra, documentati anche da 3 strati di pietre e di mura, che segnano su queste rocce il passaggio dei Liguri, degli Spagnoli e dei Sardi. Fu la potente famiglia dei Doria che costruì il castello e cinse di mura il borgo nel XII secolo, al tempo delle lotte tra Genova e Pisa. Strano a dirsi, gli abitanti di Castelsardo non sono pescatori e non hanno barche. Le barche appartengono anche qui ai Ponzesi, pescatori di aragoste che abitano il borgo ai piedi della rocca. Gli altri, quelli che abitano entro la cerchia delle mura, sardi al 100%, il mare non lo toccano nemmeno col dito. Sono contadini per lo più, pastori e fabbricanti di cestini di palma. Qui, in questa rocca, abitò la grande Eleonora, moglie di Brancaleone Doria e figlia di Mariano IV d'Arborea. E forse di qui partì alla volta di Oristano per vendicare il fratello assassinato e per continuare l'epica resistenza contro gli aragonesi. Querce e granito sono la caratteristica della Gallura, di cui Tempio Pausania è stata la capitale al tempo dei giudicati. Fu proclamata città da Carlo Alberto nel 1836, dopo l'abolizione dei diritti feudali. È una piccola città tutta di granito, con belle case settecentesche a 2 o 3 piani. La capitale del sughero la chiamano ora, ed è in realtà il centro più importante di questa industria, di cui vivono direttamente o indirettamente quasi tutti i suoi abitanti e quelli dei paesi circonvicini. In tutta la Sardegna ci sono circa 75.000 ettari a sughereto, sarebbe a dire i 3/4 del patrimonio nazionale. I sughereti più estesi sono proprio questi della Gallura. Il sughero viene tagliato ogni 9 o 11 anni e dai boschi la corteccia viene portata a Tempio, a Luras, a Calangianus e sottoposta a una prima scelta. Il sughero maschio, cioè quello più ruvido, viene macinato e utilizzato per la fabbricazione di pani di sughero compresso, di materiali isolanti o del linoleum. Quello di qualità più fina, meno poroso e meno ruvido, il sughero femmina, si lascia stagionare per molti mesi nei cortili e dopo una bollitura che serve a renderlo più elastico viene raschiato e mondato. Da questo momento comincia la lavorazione vera e propria. Operai specializzati lo tagliano con un affilato coltello chiamato lufarru o con una macchina utensile. Lo riducono in pezzi e placche della dimensione voluta, a secondo della destinazione e della qualità. Altri ancora procedono a un'ulteriore rifinitura del prodotto.
Vi sono qui a Calangianus 2 grossi complessi industriali molto bene attrezzati, 15 complessi minori e circa 150 laboratori artigiani che danno lavoro a parecchie centinaia di operai. Esistono anche molte cooperative che usufruiscono dei benefici della legislazione regionale che prevede la concessione di attrezzature e di mezzi adeguati per lo sviluppo dell'attività industriale e artigianale. A pochi chilometri da Tempio, sul pendio roccioso del monte La Crocetta, è Aggius. Anche qui belle case di pietra con balconcini di legno, cortili fioriti e un bel campanile. La casa nella quale ci troviamo è quella dei discendenti del famoso cantore Giuseppe Andrea Peru. I cori a 5 voci formano un insieme armonico perfetto. I balletti, invece, si esibiscono in danze tradizionali come il ballo tondo, l'utrei zinku e l'uballettu vero e proprio. Questi bambini e bambine vengono istruiti dagli anziani, una vera e propria scuola che tramanda l'arte della danza e del canto di generazione in generazione. Aggius è famoso per il carattere fiero e risentito degli abitanti e per le lotte fratricide che divisero in passato alcune famiglie, come per esempio quella tra i Vasa e i Mamia, descritta da Enrico Costa nel suo romanzo Il muto di Gallura, che ha per protagonista un terribile bandito esistito realmente, purtroppo, che parlava solo attraverso la bocca del suo infallibile fucile. La gente qui ora è molto meno bellicosa, anche se conserva la fierezza del tratto ed è legata alle tradizioni e alle memorie del passato. Da sempre quelli di Aggius sono considerati tra i migliori cantori dell'isola. Anche ora esistono qui alcuni complessi corali che hanno fatto conoscere i canti della Gallura in molte città d'Europa. Dall'aspra montagna di Aggius per la strada di Sassari ritorniamo al mare e da Fertilia e Alghero scendiamo a Bosa per addentrarci di nuovo fino a Macomer e Ghilarza. Fertilia sorse nel 1936. Quasi alle porte di Alghero e ai margini della Nurra, doveva essere un centro di ripopolamento della vasta regione. Ma la Nurra ebbe sviluppi concreti solo dopo la caduta del fascismo. E l'impulso non è certo venuto da Fertilia. Il nome di Fertilia, questo nome simbolico, sembrava un'irrisione. La Nurra rimaneva selvaggia con i suoi macchioni e i suoi macigni di granito e la città vuota. Durante la guerra le sue case disabitate vennero riempite di profughi della Venezia Giulia. Molti di essi vi si sono stabiliti definitivamente. Sono pescatori, artigiani e qualche operaio agricolo. Ora che la bonifica è un fatto reale, anche Fertilia comincia ad animarsi, a vivere. Forse col tempo perderà il suo aspetto di città da parata. Alghero, anche prima del boom turistico, era una nota stazione climatica. Qui cominciarono ad affluire subito dopo la guerra turisti dall'Europa del Nord, prima ancora che dall'Italia, attratti dalla solitudine di questo mare e di questo cielo. A proposito, un servizio aereo diretto collega Alghero con Londra durante la stagione estiva. Fondata dai genovesi nel 1102, Alghero nacque come città fortificata. Gli aragonesi la occuparono nel 1354 e vi si installarono dopo averne cacciato gli abitanti che si erano difesi strenuamente. Gli abitanti di oggi sono i discendenti dei conquistatori di allora e parlano ancora catalano, un catalano appena corrotto da impuri contatti successivi. Nell'ultima guerra i tedeschi vennero a fare i loro nidi di cemento in questi bastioni un tempo inespugnabili, mimetizzando un bunker nella struttura delle antiche fortificazioni. Entro la cerchia delle mura, la città ha conservato il suo carattere medievale. Di puro gotico catalano è il campanile della cattedrale del XVI secolo.
Dello stesso periodo è questa torre detta dello Sperone, dove fu tenuto prigioniero dal governo sabaudo il cagliaritano Vincenzo Sulis, che aveva preso parte ai moti insurrezionali del 1793. Anche Bosa fu fondata pressappoco negli stessi anni di Alghero da gente venuta da fuori. Pare che la Sardegna fosse di moda anche a quel tempo. Venne qui da Pisa il marchese Malaspina e decise di costruirsi un castello in cima a quel colle. Di lassù dominava la sottostante vallata e il fiume, il Temo. Io invece ci arrivai solo 8 secoli più tardi con la famiglia. Mio padre, reduce dalla Grande Guerra, comandava il presidio. Qui tutto mi sembrava affascinante. La campagna ricca e fresca, la chiesetta di San Pietro sepolta in mezzo al verde, il fiume. Abitavamo di là dal ponte, nell'albergo Muroni, ed d'estate andavamo a fare i bagni a Bosa Marina. Ci andavamo in barca lungo il fiume, oppure col trenino a vapore che lo costeggiava. Conservo un ricordo felice di quel tempo lontano e sono grato a Bosa, a cui è legata quella stagione della mia infanzia. Anche questa spiaggia è molto frequentata nella stagione alta, benché a quest'ora appaia deserta, affidata alla protezione dell'antica torre di guardia che un tempo sbarrava il passo alle incursioni barbaresche. Attraverso queste vallate, dove crescono i vigneti che producono la famosa malvasia di Bosa, proseguiamo verso Macomer. Macomer, importante nodo ferroviario, è il punto d'incontro delle grandi strade che vanno sostituendo sempre più la ferrovia. È per questo che nel 1943, dopo la ritirata dei tedeschi e prima dell'arrivo degli alleati, convennero qui da tutta l'isola i comitati di liberazione nazionale. Io facevo parte di quello di Sassari. Ci riunimmo qui, in quest'aula scolastica, e pensavamo all'avvenire per il quale uomini generosi avevano sacrificato la giovinezza e la vita. In un'aula come questa aveva studiato Gramsci ragazzo, in un paese poco lontano da qui, Ghilarza. A Ghilarza gli hanno dedicato una piazzetta proprio davanti alla vecchia casa dove egli ha abitato da bambino. Gramsci conservò sempre un vivo ricordo di questi luoghi. Il balcone di casa, la finestra del giardino. Per le strade del paese incontriamo facce di giovani che gli somigliano, con gli stessi occhi assorti. Dalla Sardegna Gramsci si trasferì a Torino per completare gli studi e ancora giovanissimo diventò uno dei capi più importanti dell'antifascismo italiano e concluse il breve arco della sua vita morendo in carcere nel 1937. Questa, alle porte del paese, è la campagna del Riccio di cui Gramsci parla ai figli nelle lettere dal carcere. Da Ghilarza, è la storia recente che ci suggerisce questo passaggio, andiamo alla Maddalena per poi scendere lungo la costa fino a Olbia e Golfaranci e concludere così il nostro itinerario. Prima dell'ultima guerra, la Maddalena era una delle più importanti piazzeforti della Marina italiana. La città sorge sull'isola maggiore dell'arcipelago omonimo nelle bocche di Bonifacio tra la Sardegna e la Corsica. Poco distante dalla città spicca tra il verde degli alberi Villa Weber, un nome che non diceva niente quando Mussolini nel 1942 arrivò qui alla Maddalena in piena guerra in visita alla base navale. Villa Weber diventò famosa un anno dopo, quando da Ponza ci portarono Mussolini prigioniero. Andiamo a vedere la stanza dove l'ex dittatore fu ospitato per quei giorni. Questa? Sì, questa è la stanza di Mussolini. Lei era qui in quel periodo?
No, io ero al fronte, quindi sì, non lo saprei dire tanti dettagli, però qua c'è il custode che lo può dire le cose. Si trovava qui in questa villa? Si trovava poche centinaia di metri a questa parte. In una casa che fu a poche centinaia di metri. Ma lei non era custode della villa in quel periodo? In quel periodo no. C'era un altro. Un altro? Sì. E lei non ha visto mai Mussolini qui? Io l'ho visto che passeggiava nel terrato quando passava per la strada. Nell'autunno del 43 i tedeschi, tallonati dalle nostre truppe, evacuarono la Sardegna e si ritirarono in Corsica. I marinai italiani, con a capo sottufficiali e ufficiali subalterni, reagirono energicamente al tentativo dei tedeschi di occupare la piazzaforte. Per un'intera giornata si combatté per le strade della città e sulle alture circostanti. Ho chiesto a un partigiano di raccontarmi come i tedeschi vennero ributtati in mare. È proprio laggiù che sono cominciati. Dalla chiesa, venendo tutta questa costa, giù il corso Garibaldi, qui giù che si chiama, detto Palazzo Scolastico, sì, inglese. Sì. E questi tedeschi come si sono presentati? Si sono presentati con delle autoambulanze. Come ammalati, come finti ammalati, invece stanno possessando di tutto il paese, di tutti i posti militari. E hanno cominciato però dall'ammiragliato, dell'ammiraglio. Poi giù al circolo ufficiale, dal circolo ufficiale Guardia Vecchia che l'abbiamo qui di fronte, e da altre posizioni batteria, la Trinita, dovevano mandare loro, ma gli è stato impossibile, sono stati ripresi subito. E chi è stato questo ufficiale? C'è stato un ufficiale che ha... Signor sì, l'ammiraglia Vegna, che è morto al fianco nostro con 4 carabinieri, e più l'ufficiale medico Dettori che ha preso il comando lui, dell'ospedale militare. Sì. Era un medico, un medico, di signor complemento sì, medico, e più il comandante del porto, ha partecipato a combattimenti delle guardie di finanza e di altri marinai. Anche in altri tempi i maddalenini hanno dovuto difendere la loro città. Nel 1793 la Francia rivoluzionaria, sollecitata da alcuni esuli sardi, tentò senza successo l'occupazione della Sardegna. I francesi, attraverso le bocche di Bonifacio, tentarono uno sbarco alla Maddalena. La spedizione francese era guidata dal generale Colonna Cesari e ne faceva parte il 24enne Napoleone Bonaparte, in qualità di comandante dell'artiglieria. Napoleone sbarcò nell'isola di Santo Stefano, occupò il forte, puntò i suoi cannoni contro la città, cominciò a cannoneggiarla e a ogni colpo si aspettava di vedere alzare la bandiera bianca. Ma i francesi non avevano fatto i conti con la bellicosità dei sardi, abituati da secoli a difendersi dagli attacchi dei pirati barbareschi. E dopo qualche giorno furono costretti a una vergognosa ritirata. L'anima di questa epica resistenza fu un popolano, Domenico Mille Lire, semplice timoniere della marina sarda, il quale fece cose strabilianti con un cannone che aveva legato sulla prua di una scialuppa. Da quanto tempo c'è, lo sai? Tanti anni pure quello. Non lo sa, no, però, lei non preciso, sa. No. Associazione Marinai d'Italia, Domenico Mille Lire. Lei sa chi era Mille Lire? È un cannoniere della flotta sarda. Sì. Che non so, cacciò via Napoleone, che ci voleva bombardare la nostra isola da Santo Stefano. Dov'è Santo Stefano? Ecco qui di fronte. Là. Sì. Quello era Napoleone. Sì, esatto. Domenico Mille Lire no. Sì, lo cacciò. Quindi è un eroe. Un eroe come Garibaldi. In ordine di grandezza, la seconda isola dell'arcipelago è Caprera, unita da un ponte alla sorella maggiore. Qui si ritirò Garibaldi nel 1856 e si costruì con le sue stesse mani la prima casetta, poco più che una baracca. Impiantò l'oliveto, la vigna, e col passare degli anni tra un'impresa e l'altra ingrandì la casa intorno al cortile, che fa pensare a un patio dell'America del Sud. Questo il rustico forno per il pane. E questa è la base del mulino a vento che gli macinava la farina.
un piccolo mondo autonomo e silenzioso. Ora laggiù, proprio a Cala Garibaldi, è sorto un villaggio turistico, Village Magique lo chiamano, dove si vive in capanne che somigliano a dei tukul africani, un'iniziativa di un club parigino e dell'ente del turismo di Sassari. Il villaggio è popolato prevalentemente da turisti francesi e non mancano belle e disinvolte ragazze, le quali, pur non comportandosi in modo diverso dalle bagnanti di tutto il resto del mondo, portano in questo angolo remoto un'aura di mondanità parigina. Non molto lontano, proprio davanti all'isola di Tavolara, un'altra colonia, essa pure di gruppo, ma molto diversa dalla precedente. Sono tedeschi e in quanto tali salutisti e amanti della natura. Sono sempre i primi a dare inizio alla stagione e gli ultimi ad andarsene. Sono in acqua a tutte le ore del giorno. Il fondatore di questa colonia è un sottufficiale della Wehrmacht, che era a distanza a Olbia, a pochi chilometri da questa insenatura. La vide dall'aereo quando i tedeschi si ritirarono dall'isola nel 1943 e se ne innamorò e decise di tornarci a guerra finita. E attuando il suo progetto, egli acquistò questa parte di costa, che poi ha lottizzato e diviso fra un gruppetto di famiglie tedesche. Questa seconda occupazione, fortunatamente, è del tutto pacifica. Questa bella pianura di Terranova, scriveva il Valéry circa mezzo secolo fa nel suo Voyage en Sardegna, un tempo così fiorente da contare fin 12 città e 70 comuni, così felicemente situata in riva al mare, riparata dalle montagne e favorita da un bel clima, potrebbe nutrire più di 50.000 abitanti, possedendo ancora tutti gli elementi della sua antica prosperità. Terranova non è altro che Olbia, alla quale nel 1939 si volle ridare l'antico nome che si era perduto lungo i secoli. Comunque, Olbia o Terranova è sempre stata una delle porte della Sardegna. La fondarono i Focesi, poi divenne Fenicia e in seguito romana. La famiglia imperiale dei Claudi vi possedeva vaste proprietà e molte ville. Anche qui, come in altri centri della Sardegna, come per esempio Oristano e Lanusei, notiamo la mescolanza del vecchio e del nuovo. La vecchia cittadina di marinai e di pescatori si sta trasformando in un importante centro di traffici. In questi ultimi tempi l'importanza commerciale di Olbia è andata sempre crescendo. Per l'esportazione e l'importazione delle merci e per il traffico dei passeggeri, Olbia è al quarto posto tra i porti italiani. Il traffico tende ad aumentare al di là di tutte le previsioni con il recente boom turistico. Nel 1961 è sbarcato qui l'Aga Khan Karim, che è a capo di un gruppo finanziario padrone di una considerevole quantità di ettari di terra, la Costa Smeralda. Ha impiantato i suoi uffici in Corso Umberto e ha dato inizio ai lavori per la costruzione degli impianti turistici. I giornali hanno parlato con insistenza di un preventivo di 50 miliardi. Una bella somma se si pensa che per il piano di rinascita di tutta la Sardegna ne sono stati stanziati solo 400. Auguriamoci che gli impianti turistici che si moltiplicheranno sulla Costa Smeralda non guastino le bellezze di questo paesaggio, che è uno dei più belli che si possano ammirare in Sardegna.
Un altro gruppo finanziario molto importante, composto di operatori italiani, è quello di Punta Volpe. Prende il nome da un piccolo promontorio che si trova poco lontano da Golfo Aranci. Dalla strada si vedono i lavori in corso già molto avanzati. Colpiti dalla struttura di una grande costruzione che ricorda quelle nuragiche, abbiamo pregato uno dei promotori di illustrarci il progetto. Inoltre abbiamo approfittato della presenza occasionale del sovrintendente ai monumenti, professor Carità, per fargli alcune domande circa la tutela del paesaggio in relazione agli impianti turistici. Professore, noi siamo in un punto praticamente equidistante tra Olbia e Golfo Aranci. Dunque, su questa strada nazionale che congiunge il punto di arrivo del traghetto dal continente con Olbia e quindi poi con le altre zone della Sardegna. Come vedete, il punto dove sorge l'albergo è questo, una località che si chiama Golfo di Marinella. Io sono venuto qui la prima volta l'estate scorsa per caso a trovare alcuni amici con i quali abbiamo scoperto la bellezza di questi angoli del golfo. Parlando con dei contadini chiedemmo se era possibile comprare alcuni terreni e l'iniziativa di questo complesso nacque così, da un interesse originariamente limitato. Infatti i primi acquisti di terreni furono di poca importanza. Solo successivamente, parlandone con altri amici e trovando in essi un vivo interesse alla valorizzazione di questa zona, tutto intorno al golfo di Cugnano, sulla costa Smeralda, abbiamo fatto altri acquisti di terreni, un complesso ora piuttosto vasto, che corrisponde al comprensorio di Punta Volpe. La nostra prima realizzazione è stato questo albergo, l'Abidoru, cioè Api d'Oro. Scusi, dottore, mi vuol dire come avete concepito questo albergo? Quali criteri hanno guidato i vostri architetti secondo le vostre indicazioni? Direi che la preoccupazione principale è stata quella di non guastare la bellezza del paesaggio, quindi di fare qualche cosa che si uniformasse, direi che si sposasse al paesaggio stesso senza però turbarlo. Questo spiega la scelta del materiale e la scelta del disegno dell'architetto. Quando avete iniziato i lavori? Sono incominciati soltanto a metà luglio dell'anno scorso e sono ad un punto tale che contiamo di inaugurarlo presto e di averlo funzionante per la stagione entrante. Ah, sì. Sì, quest'estate. A proposito del paesaggio, professor Carità, io vorrei sapere, so che la cosa la interessa in modo particolare. Beh, mi interessa per questioni d'ufficio. Naturalmente mi interessa per dovere proprio. I doveri che la legge mi impone sono proprio la tutela del paesaggio. E nel caso della Sardegna ho un compito piuttosto pesante, perché il paesaggio sardo ha caratteristiche particolari. Non sopporta inserti di eccessiva mole. Montagne alte poche centinaia di metri paiono alte il doppio, per cui se si deve costruire occorre rispettare queste proporzioni. Se si costruisce la casa tanto alta, apparirà enorme nei confronti della montagna. D'altra parte non si può neppure costruire una microcasa. Nel caso particolare di questo albergo si tratta di un inserimento perfetto nel paesaggio, secondo i principi che regolano fin dai tempi più antichi l'architettura sarda, case basse legate umilmente al terreno. Naturalmente, dentro queste mura che fanno pensare alle costruzioni dei villaggi nuragici, troveremo tutti i conforti più moderni. In quanto poi alla tutela del paesaggio, sono state vincolate tutte le zone che hanno particolare interesse per la loro bellezza. L'ampio golfo di Olbia, che comprende anche Golfo Aranci, si insinua profondamente tra Capo Poda di Cavallo e Capo Figari. L'isola di Tavolara lo protegge dai venti di sud-est. È la prima che si vede dal mare arrivando in Sardegna al mattino. Le sue alte scogliere a picco, che ricordano quelle di Gibilterra, si levano impregnate d'azzurro nell'aria limpida, contro lo sfondo delle coste oscure e basse della Sardegna. Ci hanno detto che là, a Cala Greca, c'è il cimitero degli inglesi. Vogliamo vedere di che cosa si tratta. Abbiamo ancora nelle orecchie le cifre del boom turistico, l'eco dei progetti grandiosi, la febbre dei traffici, ed ecco come si spegne il rombo assordante del nostro motore. Ci ritroviamo immersi nel mitico silenzio della Sardegna di sempre. Una bianca croce marinaresca circondata da una decina di tumuli di sassi e di altre croci consunte, mutilate, corrose. L'osservatorio della Marina Militare che sta in cima a questo colle ci aiuta a sottrarci al fascino pericoloso di questa solitudine e ci richiama alla storia che noi stessi abbiamo vissuto e alla realtà del presente. Ai tempi della mia infanzia era di qua che si partiva per il continente, da Golfo Aranci.
Di qua aveva inizio il viaggio avventuroso dalla solitudine alle città popolose. Prima di imbarcarci, l'ultimo lembo di terra che vedevamo era la brughiera selvaggia. Ora c'è persino un grande albergo. Nelle riserve della costa mio padre ci veniva a caccia ogni tanto. C'erano lepri, pernici, cinghiali. Io più tardi ci venivo a pescare ospite di un mio amico, il primo che avesse avuto il coraggio di costruirsi una villa in questa solitudine. Ricordo che quando andavamo a pesca, il mio amico mi dava una spiegazione tutta sua dell'origine del nome di Golfo Aranci. Qui aranci non ce ne sono, diceva. Si chiama così, spiegava, perché ci venivano i pirati dopo le scorrerie e si arrangiavano tra loro. Si mettevano d'accordo per dividersi il bottino. Di qui Golfo degli Arrangi, che in seguito è divenuto Golfo Aranci. Anche questa volta partirò di qui, dal vecchio porto, come quando si viaggiava coi piroscafi a carbone, grandi, comodi e pieni di avventura. Un poco come questa grande nave traghetto dove ritrovo le proporzioni e la misura della mia infanzia. Quante volte ho fatto questo viaggio da allora e come mi è sembrato lungo ogni volta. In 50 anni di vita ho fatto viaggi molto più lunghi, ma questo è il viaggio. Nessuno che non sia nato qui, che non sia sardo, capisce quanto sia importante per noi altri questo partire e tornare che ci dà il senso del tempo della nostra isola. Sarà sempre così. Anche quando la Sardegna sarà avanti nell'industrializzazione e anche da noi il tempo si misurerà in centesimi ora, noi continueremo ad avere il nostro senso del tempo.